Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E paura nel Catanzarese per un incendio che ha distrutto un lido. Il locale è andato a fuoco mentre i clienti stavano cenando. C'erano diversi clienti all'interno del Lido Ionio poco prima delle 21. Nel pomeriggio si erano svolte le gare di beach volley. Qualcuno era rimasto a cena dopo la manifestazione sportiva, altri erano giunti da poco. Turisti e residenti stavano cenando nella struttura di Giovino quando all'improvviso hanno visto una parte del locale prendere fuoco. Il rogo, molto probabilmente, è scoppiato in un deposito, ma ben presto si è propagato in gran parte della struttura di legno, alimentandosi bruciando il materiale infiammabile sparso per il locale, complice anche il forte vento che spirava in serata sulla costa catanzarese. Una coltre di fumo denso ha avvolto il locale mentre i clienti si affrettavano ad allontanarsi e venivano soccorsi da un'ambulanza. Il personale ha tentato di domare le fiamme con estintori e secchi d'acqua in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Le squadre del comando provinciale di Catanzaro sono arrivate poco dopo e hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La struttura è stata quasi totalmente distrutta. Fortunatamente, oltre allo spavento e ai lievi malori procurati dal fumo, nessuno è rimasto ferito. Le indagini dei carabinieri sulla natura dell'incendio si baseranno sui racconti dei tanti testimoni e probabilmente sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella dolosa.